Si è celebrata oggi presso la suggestiva cornice di Palazzo della Ragione la premiazione di Galileo 2017, premio letterario giunto alla sua 11ª edizione. In gara i 5 finalisti: Alessandro Amato, Sotto i nostri piedi, Guido Barbuiani, Gli africani siamo noi alle origini dell'uomo, Silvia Bencivelli e Daniela Ovadia, È la medicina bellezza, Andrea Grignolio, Chi ha paura dei vaccini, e Guido Tonelli con La nascita imperfetta delle cose. Presenti in sala 50 delle 57 delegazioni studentesche arrivate da tutta Italia che hanno composto la giuria degli studenti. A seguito dello spoglio, avvenuto durante lo svolgimento della finale, è risultato vincente Guido Tonelli con La nascita imperfetta delle cose. Swisher Channel News, Padova.